Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Vi siete mai chiesti quale attrezzatura utilizzano i vari youtuber per fare i loro video, in particolare in moto? Bene, oggi scopriremo quelli che utilizzo io. Parto subito col dire che ho fatto una scelta un po' particolare, diversa da quella che mediamente si trova in giro. Avendo cominciato molto tardi a registrare video in moto, mi sono trovato a poter scegliere da una vasta gamma di videocamere e quindi mi sono concentrato come scelta sulle telecamere della Insta360, in particolare con il sistema che si chiama One R. Il sistema One R è un sistema molto particolare e interessante. La Insta360 è stata la prima azienda a produrre telecamere di questo tipo, cioè modulari, e subito dopo di loro altri produttori hanno cominciato ad adottare questa tecnica. Cosa significa modulare? Significa che quando voi acquistate un kit di videocamera acquistate il componente base, il core, cioè il cuore del sistema che è dotato del suo display, e poi i vari accessori, le varie telecamere, i vari moduli di ripresa che possono essere assemblati al modulo centrale. Ovviamente questo viene completato da una batteria che permette quindi il funzionamento del sistema. Parliamo, come dicevo, di Insta One R, cioè un sistema leggermente più vecchio. Recentemente, da qualche settimana, è uscito il sistema nuovo della Insta, molto interessante, di cui trovate moltissime recensioni su YouTube. Io ho ancora il sistema dell'anno scorso, che però è sempre estremamente funzionale. Hanno aggiornato anche il firmware, quindi non ci sono più i problemi che c'erano all'inizio, ed è un sistema che io consiglio assolutamente perché è estremamente flessibile. Adesso vi spiego anche come lo utilizzo. Comunque, una volta montata la batteria, il sistema può essere acceso e poi in sostanza tramite il display è possibile andare a fare diverse operazioni. Come lo utilizzo? Io utilizzo due telecamere, due sistemi, quindi ho acquistato due moduli centrali con i vari accessori. Ne monto uno sulla moto e uno sul casco. Sulla moto installo questa, che è il modulo centrale, con in più il modulo di ripresa a 360, che permette quindi di fare riprese a 360 gradi, che viene inserito all'interno di uno specifico cage, quindi di una gabbia, che permette poi alla videocamera di essere montata sui vari supporti classici in stile GoPro. La videocamera viene montata al suo interno. In questo caso, essendo una 360, ho anche due lenti protettive che permettono di evitare, insomma, che la telecamera effettiva si possa danneggiare con dei sassi. Questa la installo sopra un supporto, una prolunga, e tramite un gancio della Pigtech a morsa la monto solitamente o sullo specchietto sinistro o sul manubrio. Utilizzo un supporto allungato in modo da allontanare la videocamera dalla moto e da me, e da permettere quindi delle riprese più dinamiche. Questo mi permette di fare diversi video particolari, come avete visto anche per esempio sul video del costo, in cui è possibile muovere la camera virtualmente, perché in realtà sono due telecamere che riprendono contemporaneamente e poi il video viene montato tramite il corpo centrale in un unico video, ma questo permette di fare degli effetti molto interessanti di movimento di camera virtuale all'interno dello spazio di ripresa, e questo crea molto dinamismo nei video. L'altro modulo, che è il modulo sempre Insta One R, però il modulo One Inch si chiama, che è questo, è un modulo a 1 pollice, con un sensore di ripresa ad 1 pollice e una lente Leica. È un prodotto molto particolare, ha una lente estremamente luminosa con un campo di visuale ultra wide, quindi molto ampio, e questa viene montata sempre tramite una sua cage, una sua gabbia, adesso vi faccio vedere, sul casco. Vediamo la batteria da questa, perché in questo momento qui con me ho una sola batteria perché l'altra sono in carica, perché domani vorrei andare a fare un giretto in moto. Quindi montiamo la telecamera con il suo modulo, con la sua batteria, ecco qua, quindi siamo pronti per farvi vedere che cosa. L'installazione sul casco. Sul casco ho montato lateralmente un supporto della Pigtech, sempre regolabile, con la solita gabbia, all'interno della quale la telecamera può essere agevolmente inserita. Questo permette di fissarla con i vari supporti a disposizione. Quindi la
telecamera mini in questo modo e poi l'obiettivo lo rimontiamo. Ecco qua. Così si presenta il sistema. A questa poi viene collegato tramite un suo specifico adattatore USB-C il microfono, gioia e dolore di tutti gli youtuber, perché spesso il microfono non si collega bene, quindi spesso registriamo senza audio, dobbiamo ripetere le riprese perché l'audio non è venuto bene, il connettore non era ben collegato. Infatti io di solito una volta che lo fisso poi lo blocco con dello scotch del duct tape. Così è come si presenta il casco con la videocamera collegata. Devo dire che per quanto abbia una sua esposizione importante, una sua forma importante, non ha nessun tipo di problema aerodinamico. Ogni tanto può dare fastidio questo cavetto che sporge con tutto il connettore, ma ci si fa l'abitudine e una volta che lo si usa non ci si accorge. Perché monto la telecamera a destra? Per un semplicissimo motivo, e cioè l'apertura del casco. Io utilizzo caschi modulari, come potete ben vedere, per diversi motivi. Il primo per comodità, perché assolutamente con il casco modulare è possibile aprire il casco, parlare magari con qualcuno senza avere problemi di farsi capire, diciamo, di farsi sentire. Secondo, in estate è molto comodo poter alzare completamente la visiera e prendere un po' d'aria. E terzo, perché li trovo estremamente piacevoli anche da indossare. Quindi per questo motivo ho dovuto installare la telecamera di lato, perché se l'avessi montata frontalmente ovviamente avrei limitato l'accessibilità alle prese d'aria, avrei limitato l'accessibilità all'apertura del casco e anche al gancio al pulsante di sgancio della mentoniera. Questo ovviamente avrebbe creato dei problemi e quindi ho scelto di montarla lateralmente. Tra l'altro non sono l'unico youtuber, ma ci sono anche youtuber molto più famosi di me che hanno adottato questa soluzione laterale. Per finire il mio kit base, diciamo, sulla moto, al connettore USB-C microfono c'è collegato un cavo, come vedete, che fa tutto il giro all'interno del casco e poi finisce qui direttamente sull'asta dove c'è attaccato anche il microfono di viva voce. Ho usato microfoni tipo lavalier, in particolare uno Smart Lav Plus della Rode, se non erro, con una cuffia antivento che dovrebbe ridurre moltissimo il rumore dell'aria. Questo completa un po' il setup del mio casco. C'è da dire che è abbastanza comodo, ci sono delle rotture di scatola ogni tanto prendere chiudendo il casco per l'asta microfono, le avrei comunque perché il kit Bluetooth della Sena appunto ha questo tipo di microfono e quindi non è che impatta particolarmente sull'utilizzo normale quotidiano del casco. Ho un altro casco non allestito con le videocamere per quanto non faccio video in moto e ho scelto di utilizzare questo casco che è un casco storico per me, ce l'ho da qualche anno ed è il Nolan N104, un casco modulare appunto un po' vecchiotto, al quale però quest'anno ho riammodernato gli interni acquistando tutte le spugne, tutti gli accessori interni per rinnovarlo e così ho deciso di utilizzarlo come casco per fare i video perché semplicemente è molto comodo l'allestimento che ho trovato. Completo il mio equipaggiamento con un drone della DJI che è il Mavic Air 2S che utilizzo per fare le riprese panoramiche o i follow e qualche altro video interessante. Oltre a questo ho anche una serie di GoPro vecchie della serie 2 e 3 che utilizzo solitamente montate sulla moto per fare delle riprese di dettaglio, magari della ruota, del piede che sposta la leva del cambio, cose di questo tipo che vedete ogni tanto nei miei video a completamento per migliorare la qualità e la dinamica insomma dei contenuti. Poi ovviamente ho tutta una serie di altri accessori, dal Bluetooth viva voce al navigatore piuttosto che power bank, schede di memoria e chi più ne ha più ne metta, ma direi che sono tutti elementi meno importanti. Magari sugli accessori non dedicati ai video come navigatore e viva voce farò dei video aggiuntivi. Per il resto del materiale direi che sono tutti elementi di contorno che non hanno particolare influenza sulla qualità dei video ma che aiutano moltissimo. Per esempio le batterie sono un altro degli annosi problemi oltre a quelli del microfono per chi fa video e ne ho una discreta quantità che sostituisco magari utilizzando un power bank per caricarle le batterie mentre sto usandone altre per fare video. Direi che per questo video è tutto.
Io vi ho fatto vedere un po' di oggettini, vi lascio come sempre link in descrizione per tutta la mia attrezzatura, tra cui appunto le varie Insta, i supporti, il microfono e quant'altro. Vi invito a iscrivervi al canale, assolutamente, vi ricordo di attivare la campanellina in modo tale da essere sempre aggiornati su tutti i contenuti che pubblico ogni settimana. Vi ricordo che io pubblico 2 volte alla settimana, una lunedì e una giovedì, e niente, lasciate anche un bel like a questo video, un commento se vi è piaciuto o anche, perché no, il motivo per cui il video non vi è piaciuto. Ciao!